Un altro passo verso il cammino che porta verso l'Olimpio, che porta verso la Coppa, ma anche uno step in avanti verso l'inizio ufficiale del campionato. Amici di Sportisi, appassionati di futsal, ben trovati al Palacanino di Altofonte. A breve in campo Atletico Monreale Athletic Club Palermo per il ritorno del primo turno di Coppa Italia di Serie C1 di Futsal Sicilia. Qui un po' di difficoltà nella gestione palla da parte dell'Athletic e angolo per l'Atletico Monreale. Mariolo mette dentro, Anitra non riesce ad appoggiarla da due passi. Dell'ingresso in rotazione nell'Athletic, non solo, intanto qui Nilmar prova a passare, Nilmar, l'uscita col petto di Costanzo, entra in rotazione tra gli under anche Marco Tabita, che l'anno scorso era già stato protagonista. Intanto De Lisi, la parata col piede di Tony Costanzo. Pochissimi momenti di quiete in questa partita. De Lisi, raddoppiato e fermato. Catanzaro! Il vantaggio dell'Atletico Monreale e come all'andata segna Salvatore Catanzaro. L'Atletico non può fare altrimenti. Mentre Mazzola fionda dove c'è Mariolo. Nilmar resiste, calcia! Palla fuori, non l'ha toccata nessuno, si è acceso Nilmar. Sta giocando con grande intensità la squadra di Macaluso, che qui sbaglia. Nilmar! 1-1, ci pensa lui, come all'andata, a riequilibrarla. È entrato anche Gentile dall'altra parte al posto di Catanzaro. Barcellona con recupero, Scucchiaia, Tuve, salvataggio! Un po' Costanzo, un po' Gentile, palla fuori. Mazzola, Di Cara dentro Barcellona, non la riesce a indirizzare, palla fuori. Dice 13-2 per la squadra di Miosi. Qui attenzione però, Tarallo! Non riesce Mazzola a negare il gol, è il gol del 2-1 per l'Atletico ed entra proprio il numero 2 nel tabellino dei marcatori. Avanti ancora l'Atletico. Va da Barcellona contro Mariolo. C'è il blocco di Nilmar, Barcellona va dall'altra parte, scambia con De Lisi, si invola Barcellona che calcia! Palla fuori di nulla. Qui intanto palla gestita e persa da Catanzaro, che è tornato in partita. Di Cara incespica Barcellona! Arriva il gol anche per Gabriele Barcellona, qui azione caparbia da parte dell'Atletico che la pareggia sul 2-2. Loro se la porta fuori. La tiene però bravo Catanzaro a lottare, poi per poco non subisce anche fallo. Annaloro! Cosa si è divorato qui? Qui il recupero, Vallecchia davanti a Costanzo Cucchioio, palla fuori. Vallecchia, salta un avversario, Vallecchia, ancora Vallecchia dentro, Di Cara! Segna Di Cara che deve quantomeno un caffè a Umberto Vallecchia per l'assist, per la grande giocata, da grande giocatore qual è, e passa a condurre per la prima volta nella partita l'Athletic Club Palermo. Qui Mariolo alla meglio, poi Di Cara, Giuliano, palo esterno e palla fuori ed è anche finito il primo tempo. Per questa punizione sulla palla c'è Vallecchia, fischia il primo arbitro. Vallecchia per Tuzzolino che spiazza Costanzo, non trova però i pali su Giuliano, velo di Cara, Tuzzolino non controlla bene, riesce comunque a scambiarla con Di Cara. Tuzzolino scheggia l'incrocio dei pali, Giovanni Tuzzolino, un passo dal gol. A batterlo Di Cara, si libera Tuzzolino, gran gol, il primo gol in questa stagione per Giovanni Tuzzolino, primo a lungo deciso dell'Atletico. 4-2. Caluso prova a puntare ma la perde, allora prova a ripartire Di Cara, 2 contro 2, Di Cara sinistro sul palo, Tuzzolino, doppietta in un amen per Giovanni Tuzzolino e rete del 5-2 e allunga definitivamente l'Athletic Club Palermo. Palla controllata a Barcellona, poi Nilmar, suolata per De Lisi, converge De Lisi, serie di finte su Tarallo, De Lisi va dentro, Nilmar davanti al portiere, Scucchiaia, bravissimo qui Costanzo. De Lisi, arriva Nilmar, De Lisi va da solo, doppio palo, palla che entra, 2-6
entra anche in questa partita, anche in questo tabellino. De Lisi palleggia, viene raddoppiato e fermato. C'è Ferrante, c'è gloria anche per Ferrante. Qui Caparbio deciso, ha recuperato una bella palla, si è presentato davanti a Mazzola e ha firmato la terza rete dell'Atletico Monreale. Qui serie di rimpalli, Tabita che non riesce a prenderla, Macaluso con deviazione, palla che scheggia il palo, sarà angolo. Macaluso, Mariolo, verticale, Annaloro che è appena tornato sul rettangolo, passa su Tuzzolino ed è rigore. Tanto c'è il fischio, parte Mariolo che segna la rete del 4-6. Annaloro, Tarallo, lo giudice, verticale bellissimo per Macaluso sul palo, parte il contropiede dell'Athletic. Tuzzolino, Tuzzolino sinistro, Tuzzolino, tripletta, tanto per gradire, tanto per tornare, è 7-4 per l'Athletic. Inserito in distinta da Miosi, qui prova a partire De Lisi, trattenuto a Macaluso, fischio, tiro libero per andare a doppiare gli avversari, invece va Tuve e blocca Toni Costanzo. Rimessa battuta, Giuliano la fa scorrere, Vallecchia resiste, Vallecchia, uscita di Costanzo. E attenzione perché intanto è finita la partita, ma occhio perché Anitra è franato addosso al suo allenatore. In ogni caso finisce qui l'incontro, 7-4 per l'Athletic Club Palermo, che rafforza ulteriormente il suo vantaggio. Poi la gara di andata passa al secondo turno di Coppa Italia di Serie C1 di futsal.